Una splendida fotografia di Venezia, uno scatto tipico della città, talmente suggestivo da indurre qualcuno a rubarlo per stamparlo su una maglietta, in vendita nei botteghini sparsi per la città. Tutto però a insaputa dell'autore. È stata pubblicata in un libro di un editore di Torino nel 2007 in una collana che si chiama Eventi, dove sono pubblicati gli eventi più significativi che sono stati nel mondo. Uno di questi è il ponte di Calatrava, e poi di contorno mi hanno chiesto delle immagini, delle belle immagini di Venezia. Nel libro compaiono anche il nome e il sito del fotografo che con grande sorpresa ha rivisto casualmente questa foto qualche anno dopo. Ho trovato questa fotografia stampata su praticamente una maglietta che vendevano tutti i baracchini di magliette in giro per Venezia. Al modico prezzo di 10 euro, come si legge nello scontrino. A quel punto Filippo non poteva far finta di nulla. La prima volta, vabbè, mi sono arrabbiato e pazienza. Poi però, quando sono tornato a Venezia di nuovo, ho visto che non solo ce l'aveva il Ponte Rialto, ma ce l'aveva tutta Venezia. E quindi ho fatto una denuncia alla finanza, ecco, di questa cosa qui. E comunque alla denuncia che ho fatto, alla querela del 2017, non ho avuto nessuna risposta. E ieri, per la seconda volta, siccome l'ho ritrovata di nuovo in un negozio in Piazzale Roma, allora sono andato dai carabinieri e ho di nuovo segnalato questa cosa. Leonardi ha le prove che si tratti del suo scatto. Sulla fotografia c'è un uccello che io ho cercato di mettere in quel punto, esatto punto, in tante altre fotografie, e alla fine non riuscendo a metterlo esattamente lì, poi con Photoshop l'ho messo esattamente nel punto in cui volevo io. Non ci può essere un'altra foto, anche se l'avesse fatta un altro fotografo esattamente millimetricamente in quel punto lì, che non è possibile, però facciamo finta che esista questa possibilità. Non esiste il fatto che un altro l'abbia esattamente messo quell'identico uccello nella stessa maniera come ho voluto attaccarlo io su quella foto. Quello che il fotografo professionista chiede è il riconoscimento del suo lavoro, soprattutto nel momento in cui qualcuno si sta arricchendo alle sue spalle.